Oggi siamo in compagnia Dave o PN Bike, poi un altro, come ti chiami tu? Marco, che l'abbiamo incontrato qua. Adesso andiamo a fare una parte, quella iniziale del Geron, che si trova qua, quello che ho fatto l'altra volta, e poi andremo per Troi del Carlo. Già ho preso una doccia malamente. Eccolo qua, adesso andiamo giù a destra e aspetto loro qui. Ok? Questo non lo conosco bene, tu lo conosci meglio di me. Io sono senza due raggi, mi si sono rotti venendo su della ruota posteriore. Io non lo conosco bene sto percorso, per cui devo stare un po' attento. Eccoci qua, atta, yeah. Wow. Devo stare attento alla ruota posteriore perché senza due raggi, e questo non è bene, è che aspettiamo il nostro amico acquisito, perché se si è fatto male bisogna andarlo a recuperare. Ha sbagliato? Ok, io vado a bomba adesso. Cavolo, ho forato. Ho bucato. No. Ora adesso vado avanti pianino perché sono solo col cerchio, il copertone è andato, la camera d'aria è irreparabile. Va via di culo che è una meraviglia. Non so se riesco a farcela in salita, proviamo. Di solito sempre tutta l'attrezzatura dietro, stavolta l'avevo lasciata a casa e così
la pago. Senti, salta un altro raggio, il terzo oggi. E col gnomo. Guarda, hop. Senti come batte il cerchio. Guarda come è rovinato il guado dalle ultime piene. Proprio messo malissimo. E io sono con la ruota completamente a terra. Eccoci sbucati sulla strada. Adesso andiamo qua vicino che c'è uno che conosco che forse mi dà una mano. Grazie al signor Bastianello che ci ha fornito gli attrezzi qua, sempre a portata di mano in zona di Gonti, mi raccomando. 2 raggi rotti, uno e una 2, e adesso cambiamo la camera d'aria, controllo di nuovo. Allora siamo riusciti a riparare e adesso tentiamo il rientro. Ecco fatto. E adesso gelatino. Ma quanti followers abbiamo oggi? Guarda qua l'app, via. Cosa hai preso te? Cioccolato. Ciao a tutti.